Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha messo tutti i tifosi appassionati del nostro amato Napoli in massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul Club del Cuore, portandovi come sempre le informazioni più calde e rilevanti direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è quello di tenervi informati su tutto ciò che può cambiare il futuro della squadra. Quindi approfittane subito per lasciare un like al video e iscriverti al canale, perché stanno arrivando grandi novità. L'atmosfera all'interno del Napoli è di grande attesa, e fonti vicine assicurano che qualcosa di importante si sta preparando in silenzio. Un movimento che promette di scuotere il presente e il futuro del club, riaccendendo l'entusiasmo dei tifosi azzurri. Quello che sta per accadere va ben oltre semplici voci di mercato. È qualcosa che potrebbe trasformare completamente i piani di Antonio Conte e segnare l'inizio di una nuova era a Napoli. Ma, prima che questa nuova fase inizi, è impossibile non guardare a ciò che è quasi accaduto durante l'ultima finestra di mercato. Secondo le informazioni del giornalista Jacopo Mirabella, il Napoli è stato molto vicino a ingaggiare Artem Dovbyk, attaccante ucraino che attualmente milita nella Roma. L'interesse era nato durante il caos estivo, quando il club dovette reagire rapidamente dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. In quel momento, Giovanni Manna e Antonio Conte analizzarono diversi profili e identificarono in Dovbyk un centravanti con le caratteristiche ideali per il sistema offensivo azzurro: forza fisica, fiuto per il gol e mobilità per adattarsi all'intensità dell'attacco napoletano. Mirabella ha rivelato che Dovbyk e Lorenzo Pellegrini avevano addirittura le valigie pronte per lasciare Roma. Le trattative, secondo lui, erano molto avanzate e il trasferimento al Napoli era una possibilità concreta. Tuttavia, l'accordo è saltato a causa delle restrizioni del fair play finanziario, che impedirono alla Roma di liberare il giocatore senza un compenso significativo. Dovbyk era molto vicino alla cessione, questa è la verità. Aspettava una grande offerta, ma non è mai arrivata sulla scrivania di Massara. Per questo la Roma fu costretta a trattenerlo, ha dichiarato Mirabella ai microfoni di Radio 1 Station. L'inizio della stagione, come era prevedibile, è stato complicato per l'attaccante. Dal punto di vista emotivo, Dovbyk sa di non essere al centro del progetto di Gasperini, ma continua a dare tutto in campo. La situazione è delicata, si tratta di un giocatore con alto potenziale e mentalità competitiva, che avrebbe potuto trovare nel Napoli l'ambiente perfetto per rilanciarsi e crescere ulteriormente. Sempre secondo Mirabella, il Napoli non era l'unico club interessato. Anche il Milan aveva mostrato un forte interesse per il giocatore, e si era persino parlato di uno scambio con Giménez, ma alla fine nulla si è concretizzato. Resta, però, la sensazione che Dovbyk fosse a un passo dal diventare azzurro, e che il suo arrivo avrebbe potuto cambiare il corso della stagione. Conte, infatti, avrebbe approvato pienamente il profilo dell'attaccante e dato il via libera alla dirigenza per proseguire nelle trattative. Un malaffare, per dettagli, è crollato nelle fasi finali. Ora, con il mercato di gennaio alle porte, le porte non sono completamente chiuse. Se il Napoli manterrà l'interesse e Dovbyk continuerà a non trovare spazio, una nuova trattativa potrebbe riaprirsi, questa volta con più forza e pianificazione. Del resto, Conte è stato chiaro. Vuole rinforzi di peso per trasformare il Napoli in una potenza stabile sia in Italia che in Europa. E tu, tifoso del Napoli, cosa ne pensi di questa storia? Dovbyk sarebbe stata la scelta giusta per l'attacco azzurro o il club ha fatto bene a prendere un'altra strada? Lascia la tua opinione nei commenti e manda un super thanks per sostenere ancora di più la nostra comunità appassionata del Napoli.